Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel micropillola del vostro Marietto Veneziano, che sarà un po' a ruota libera. Parleremo un po' delle situazioni che ci sono oggigiorno in Italia e in Europa e anche nel mondo, no? Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Guard, al canale del vostro Marietto Veneziano, se sei di passaggio la prima volta che vedi, di venirci a trovare nei nostri gruppi Face, che abbiamo i casti sacerdotali e radionica radiestesia, tarologia ed ermetismo e anche nel nostro sito del capitano, i link sono sotto qui in descrizione. Se volete anche un consulto in privato sono 45 minuti e 20 euro, pagabili tramite PayPal. Bene, parliamo un po', nel sito del capitano poi ci sono una sezione shop dove si può comprare ad esempio questo ciondolo magico a 150 euro più 10 euro. Parliamo un po' dei tempi che ci sono oggi, no? Che stanno avvenendo sotto i nostri occhi e alcuni magari sono un po' perplessi, no? Oggigiorno va molto di moda di parlare di questo Green Pass sì, Green Pass no. La prima cosa che bisogna essere chiaro è che il Green Pass non è un'emanazione del Ministero della Salute, ma è un'emanazione del Ministero della Finanza. Lo ripeto, il Green Pass, questa struttura di controllo per il vaccino, non è emanato dal Ministero della Salute come praticamente la maggior parte delle persone pensano, ma o credono, ma è emanato dal Ministero della Finanza. Quindi è già un mondo, no? Finanza, tasse, no? E noi sappiamo che le tasse sono sicure come la morte. Quindi c'è già un'assonanza, no? Qualcosa che ci fa capire come andrà a finire il disegno. Quindi questo è un discorso. Poi noi, come sapete, Marietto vuol partire da lontano. Partiamo dal 2010-2012, quando Marietto entrava nei social a dire attenzione che dal 2020 no, comincerà ad arrivare un po' di cioccolata, una bella torta di cioccolata. E però c'era quel periodo di vogliamoci tutti bene, il 2012 arriverà il salto quantico, arriverà giù la settima dimensione, la quinta dimensione, arriveranno gli UFO, la Terra piatta, insomma c'era un risotto del Marietto dice attenzione che dal 2020 bisogna arrivare preparati con i circuiti che il Marietto ha fatto gratuitamente e sintonizzarsi su una certa direzione. Purtroppo il Marietto era uno che gridava nel deserto. Siamo arrivati al 2020 e la maggior parte delle persone che ha seguito anche i gruppi che il Marietto teneva in Telegram, in Face, erano gruppi privati o segreti, praticamente la maggior parte pensava che gridavo nel deserto. Poi è arrivato il 2020 e la gente a un certo punto ha capito che la quinta, settima dimensione, gli extraterrestri, gli alieni, insomma, mettete tutto quello che voleva, non c'erano, però una cosa è arrivato una supposta galattica che si chiama Green Pass, cioè diciamo che la supposta era, da prima è arrivato il Covid, no? Questo Covid, e poi dopo uno cosa fa? Va a leggere le statistiche e si rende conto che praticamente tutti quelli che dicono che sono deceduti per Covid, la maggior parte aveva un tumore o aveva dei reni che ormai erano lì. E quindi si rende conto che solamente una fetta di queste persone che effettivamente sono decedute di Covid erano nella media nazionale di quelli che sarebbero deceduti per un'influenza stagionale, no? Che poi arriva dall'India e dalla Cina. Questo non so. Quindi noi ci troviamo in un periodo in cui i nostri governanti stanno facendo di tutto per il nostro bene, chiaramente l'avete visto, e c'è una fetta di persone che non vuole accettare questa, tra virgolette, non diciamo imposizione, perché Marietto non dice queste cose, ma ha questo articolo, chiamiamolo questo progetto, no? Di farsi inoculare questo vaccino. Io non dico che il vaccino sia buono o malato, non dico che questo Covid l'hanno inventato nelle industrie militari, nei loro laboratori. Il Marietto queste cose non le dico. Le ripeto, il Marietto non dice che questo virus è stato inventato in laboratori militari per poi far degradare, insomma, arrestare un po' il sistema turbocapitalista
turbo capitalistico dell'Italia. Questa cosa qui non lo dice. E non dico neanche che, visto che è un'emanazione del Ministero della Finanza, questo Green Pass servirà un giorno per inquadrare e portare a un meccanismo simile al capitalismo comunista, l'Europa. Queste cose qui Marietto non le dice e non le pensa nemmeno. Però dico che, insomma, sentendo alcuni medici, l'altro giorno sentivo un medico su un social, YouTube, no? Che diceva che praticamente la situazione era che questo vaccino, no? Secondo lui, io questa cosa qua non ci credo, però lui diceva che questo vaccino nel secondo anno di università di medicina spiegano che è praticamente acqua di fogna, per il semplice fatto che ha dentro delle sostanze che non servono come un vaccino. Ma io sono stato incredulo, sapete che mi ha detto queste cose non ci crede, però insomma lui l'ha detto, è un medico affermato che ha competenze nel campo, però analizziamo bene la situazione. Tutti quelli che entrano a fare il palcoscenico, che vanno in TV a promuovere questa nuova corrente di pensiero, Green Pass, vaccino, 2, 3, 4 dosi, adesso si parla già della quarta dose, che in effetti non può fermare le persone infette, perché il vaccino va sia per quelli che hanno il vaccino, cioè scusate, il virus va sia per quelli che hanno il vaccino che per quelli che non ce l'hanno. In altre parole, si infettano tutti anche se uno ha il vaccino. Il problema è poi ammalarsi. Il problema è che hanno riscontrato che poi quelli che si ammalano prima o di più, anche perché il vaccino l'hanno fatto tante persone, sono proprio quelli che hanno fatto l'anti-influenzale. Cioè, mi spiego, tutti si infettano, sia quelli che hanno il vaccino o che meno, ma quelli che poi attivano un maggior numero di possibilità di avere patologie, no? Sono proprio quelli che hanno fatto il vaccino. Allora, come diceva vecchio zio Giulio, pensare male si fa peccato, però ci si azzecca quasi sempre. Il problema allora cos'è? Che siamo entrati in questa fase planetaria dal 2020 al 2029 in cui, come vi ho già spiegato nelle pillole che ho fatto, ne ho fatte 1600, più o meno 1700 sul tubo, e in alcune pillole ho spiegato, siamo sotto degli influssi planetari estremamente svantaggiosi e vediamo che gli UFO, gli alieni, il salto quantico non arriva. Molti di quelli che davano del visionario al Marietta adesso sono in piazza nelle varie città a protestare contro il Green Pass. Allora, come vi ho detto, la questione è karmica. Se voi fate il vaccino e il vostro karma è buono, il vaccino passate via. Se voi fate il vaccino e c'è qualcosa di claudicante, chiaramente a un certo punto, se si ascolta quel medico che in TV ha detto a 100-200 mila persone che al secondo anno di università si studia e questo tipo di vaccino che hanno messo è come acqua di fogna, è al secondo anno universitario di medicina. Io non so se è vero, perché queste cose non ci credo, però se lo dice un medico e c'è la controparte del palcoscenico che dicono che tutti sono scemati, però non riescono a ribattere questa affermazione, io un punto di domanda me la faccio, ma cosa avverrà ancora dopo questo tesserino della finanza, un po' con un fiocchetto della salute, no? Perché lo ripeto, il Green Pass non è un documento emanato dal Ministero della Salute, ma è un documento emanato dal Ministero della Finanza, no? E succederà che questo tentativo di, almeno per quello che ho visto in Marietto quando ero piccolino, questo tentativo di cercare di saltare sul carro dei vincitori, purtroppo non avrà una sortita positiva perché il Marietto, visto che dall'est arriverà sicuramente un'ondata di cioccolato ed è per questo, come vi ho già spiegato in altre pillole, che in un certo senso hanno messo giù il tappeto rosso agli abitanti del Centro Africa, perché abbiamo bisogno di persone che tecnicamente si chiamano scarponi da guerra, che ci aiutino a difendere l'avanzata dell'Est, no? Quindi, cari amici, il consiglio vostro Marietto cos'è? Munitevi di circuiti radionici, se potete permetterlo, il ciondolo, le pulizie, no?
E poi molte cose, molta roba, molta protezione arriverà anche dal vostro karma. Più voi siete protetti, le protezioni non bastano mai, ci vuole, affronterete questi periodi che arrivano fino al 2029. Purtroppo, come diceva mio papà, io penso ai miei figli, gli altri devono pensare ai loro figli. Io dal 2010-2012, adesso hanno più, hanno meno, ho sempre spiegato che sarebbe arrivata questa bella torta di cioccolata. Molti che mi dicevano che ero un visionario, adesso sono o in piazza o sono magari anche all'ospedale, alcuni sono andati all'ospedale perché si sono fatti il vaccino. L'altro giorno appunto ero in colonna al supermercato e parlavo con un ragazzo che, cassiere, che si era fatto il vaccino, mi ha detto, ma a me è andata bene, ho fatto una settimana, no, 5 giorni con 40 e mezzo di febbre. Cavolo, era un armadio, 4 anni, era super muscoloso. Questo si è fatto 5 giorni e 40 e mezzo di febbre. Se l'avessi fatto io, sarei già decollato. No? Comunque, io sono pro vaccino, no? Però, è chiaro, con i dovuti distingui, con le dovute, insomma, indagini, se va bene il vaccino per una persona, si fa una bella stesa, un'indagine radiostesica. Se vedo che a livello esoterico il vaccino è negativo, chiaramente mh, sto lontano a questo pericolo. Poi magari uscirà un altro vaccino che servirà per il Covid. Quindi, cari amici, com'è la situazione? La situazione è che dal 2020 al 2029 avremo un periodo di cioccolata. Adesso il Green Pass, fra un po' inizierà dall'est arrivare i primi segnali non più di una guerra fredda, ma di una guerra calda, e quindi il vostro marietto, solito consiglio, circuiti marietto, pulizia energetica, attivate e seguite sempre il legale marietto veneziano e via dicendo. E attenzione, se dovete fare il vaccino, una bella stesa, un bel controllo se tutto andrà bene e le pulizie che il marietto e il Degarda fanno proprio per il vaccino. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!